Avevo promesso 50 persone e mezz'ora. Sorpresa di fine anno per i militanti di Fratelli d'Italia che ieri sera in piazza Calalzo hanno potuto salutare la leader del partito, Giorgia Meloni. Berretto rosso e giaccone pesante contro il freddo pungente per la Meloni, letteralmente sommersa dall'affetto dei suoi sostenitori. Un brindisi di fine anno, questo voleva essere, questo doveva essere. Un brindisi per raccogliere i risultati di questo anno politico con i sondaggi che danno Fratelli d'Italia intorno all'11% dei consensi. Affiancata dal padrone di casa, il sindaco di Calalzo e parlamentare di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, Giorgia Meloni ha parlato per una decina di minuti. Un discorso duro ed efficace contro le misure prese dal governo e con l'auspicio di un ritorno alle urne nel 2020. Sapete che significa quando aumentano le tasse sul carburante? Che aumenta il costo di trasporto di tutte le merci. E sapete che significa? Che di fatto aumenta l'IVA, solo che ve la chiamano in un altro modo. Basta con le promesse assurde e irrealizzabili, no un reddito di cittadinanza che non crea lavoro, ha detto la Meloni. E ancora, richiamando l'urgenza di un ritorno alle urne, Fratelli d'Italia sarà protagonista, ha detto, e non possiamo che crescere. Non sono mancate poi le battute con il pubblico e a chi gli ha chiesto di diventare il prossimo sindaco della capitale ha risposto: mi porto De Carlo a Roma, però a voi mando la Raggi. Soddisfatto De Carlo, che ha potuto contare anche sulla presenza e sull'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Alla fine bagno di folla con gli immancabili selfie e un fuoriprogramma in tipico stile montanaro, un giro del paese a bordo di una carrozza trainata da cavalli.